Prometteva ai suoi clienti di allineare le loro vertebre senza manipolazione, ma solo con l'imposizione delle mani, e magari in certi casi ha pure funzionato. Peccato che il corrispettivo delle sue prestazioni, 130 euro a seduta, non fosse accompagnato da un documento fiscale, né scontrino né fattura. È così che Manlio Cortina, 68 anni, con studio nel proprio domicilio a Trichiana in via Padre Marco Daviano, è finito nel mirino delle Fiamme Gialle di Belluno. Abbiamo calcolato che circa 3.500 clienti sparsi un po' in tutta la provincia nel giro di 7 anni, quindi diciamo che era riuscito ad avere una certa fama. Una certa fama tra i clienti, ma soggetto completamente sconosciuto al fisco. Un evasore totale in piena regola, visto che a suo nome il centralone, consultato dai finanzieri del comando di via Mezzaterra, non ha restituito tracce di dichiarazioni dei redditi ai fini IVA. Una evasione accertata di quasi €500.000. Abbiamo ricostruito attraverso la disamina delle agendine, block notice che abbiamo rinvenuto nel suo studio, e siamo riusciti a risalire a quella cifra non dichiarata nel corso di 7 anni. D'altronde lui riceveva tutti i soldi in contanti, quindi non aveva neanche dei conti correnti. Un giro d'affari supportato da un considerevole passaparola e dalla pubblicazione di video e post sulle piattaforme digitali. 3.500 clienti da tutto il Veneto, con una concentrazione particolare nelle province di Belluno, Treviso e Padova. A far scattare la verifica della Guardia di Finanza la richiesta di informazioni al 117. Noi invitiamo sempre la cittadinanza a telefonare appunto al nostro numero di pubblica utilità 117, c'è sempre il nostro operatore in sala operativa H24 che saprà rispondere ad ogni informazione e ogni domanda. Il nome di Manlio Cortina era finito recentemente alla ribalta della cronaca giudiziaria per il caso del pediatra e infettivologo Gian Giacomo Nicolini, diffamato e minacciato su Facebook da utenti Novax. L'operatore olistico di Trichiana è indagato per diffamazione aggravata assieme ad altri 9 internauti, uno dei quali deve rispondere anche di minaccia.